18 luglio 2021, eccoci sul ponte della Valpopena, pronti per questa fantastica avventura. Grande così al momento non la vedi, appena la... No? Qua dicono Ma siamo sempre in tempo. Deviazione a sinistra, segnata da questa freccia. Le tre cime su di qua. Dentro di là per la forcella. Quindi hai bisogno di continuare a favorire la crescita diversa. Il dettaglio è differente sia come Spettacolo. Bello è. ai sbalzi verticali e poi dentro appoggiati al massimo. E anche il badile di guerra. È anche bello. Non è più all'altezza. Sì, sì. E arrivi di là. Quel pezzettino di verticale green puzzle là. Sì. Wow. E là c'è il nostro... Sì, che il rumore della passaggio. cascata, Il lo passaggio. sì. Sentilo. Bello da sta parte, mamma mia. Dai, quanta neve. Eccola lì, Forcella Michele. E no, per fortuna che non pioveva. Dopo andiamo in Sì, ok. Ecco Forcella Michele. Eh sì. che bello lassù, cazzo che bella. Dopo vi faccio notare. È una roba bellissima. Che bella. Vieni qua, È proprio trincerato, vedi? Che figata. Va! Dai. Che spettacolo! Sì, veramente. Sì, sì. Entusiasmo, Beh, ma sono delle cose spettacolari queste, guarda che robetta! Forcella cristallino.
ghiacciaio del Popena. Qui c'è stata l'ultima segnalazione del fronte del ghiacciaio del Popena e ora non esiste più. Tappa verso il ghiacciaio del Cristallo. Trovata la traccia sulla sinistra orografica del fiume, adesso vediamo com'è rimasta. L'altra volta vedi, eravamo andati dritti di qua. Ecco, dopo l'ultima calata di corda là in mezzo, via per la Valfonda. Ah, proprio aggressivo! Così, cioè, senza porsi tanti problemi. Ed eccoci arrivati. Ritorno alla macchina. Grazie mille Giacomo, indispensabile il tuo aiuto.